500 gli amministratori locali riuniti a Milano per testimoniare le difficoltà con cui sindaci e governatori si devono confrontare ogni giorno nel rapporto con le istituzioni centrali e i cittadini. Un incontro al quale hanno partecipato decine di sindaci del Veneto, compresi assessori regionali e il governatore Luca Zaia, insieme agli altri 9 presidenti di regione del centrodestra. Un incontro nel quale la Lega voleva contrapporre l'Italia vera, come l'ha definita, all'Italia delle poltrone, riferendosi all'attuale governo, e ai sindaci Salvini ha promesso tutto il sostegno possibile. I sindaci vengono eletti mentre al governo c'è qualcuno che non ha mai preso un voto neanche all'assemblea di condominio. Chi è lì dentro è stato eletto dai suoi cittadini. Chi è a Roma a partire dal Presidente del Consiglio valido per tutte le stagioni non ha mai preso un voto neanche all'assemblea di condominio. Un'occasione, la presenza di centinaia di amministratori, per Luca Zaia di definire quella per l'autonomia una battaglia pacifica che sarà portata avanti con determinazione, a dispetto delle accuse di essere una secessione dei ricchi o di spaccare il paese in Serie A e in Serie B. Manca la solidarietà, la sussidiarietà. Ma questi sono dei prerequisiti, sono scritti nella legge. Se continuiamo a parlare della prefazione del libro non entreremo mai nel vivo. L'autonomia al sud dà voce alla foresta che cresce, che oggi non ha voce, e finalmente sbatte al muro tutti quegli spreconi e quelli che si arricchiscono con i soldi dei cittadini. Questa è la verità. Quanto ai sindaci, Matteo Salvini prende le loro difese e pretende che vengano considerati amministratori onesti fino a prova contraria. Ti pagano poco e niente, 2 dita negli occhi, qualunque cosa accada in paese, il cittadino ovviamente se la prende con te, non è che va dal sottosegretario, e in più un bel danno erariale, un peculato, un abuso d'ufficio, un asseverino non si negano a nessuno. Ecco, io voglio vivere in un paese civile, dove ci sono 60 milioni di presunti innocenti fino a prova contraria e non 60 milioni di presunti colpevoli.